Chiedo scusa alla famiglia, poche parole oggi della soldatessa americana che ha travolto e ucciso a Porcia il 15enne Giovanni Zanier. Il GIP ha convalidato l'arresto, la donna rimane ai domiciliari in base ad Aviano. La famiglia di Giovanni piange il proprio ragazzo, siamo distrutti, nostro figlio ucciso per un bicchiere di troppo, dicono i genitori che non si danno pace e chiedono che la militare venga processata in Italia, non possiamo perdonarla. Daniele Del Negro, 42enne carnico, è la vittima di un incidente stradale avvenuto in Austria. L'uomo è volato in una scarpata di rientro da un evento musicale. In lutto la comunità di Paulauro che ha annullato la festa dei Mysteers. Via alle disinfestazioni in Friuli per contrastare il virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Critica la situazione in Veneto, così la nostra regione corre ai ripari. Domani riunione tra regione e comuni per una strategia condivisa. Il difensore argentino dell'Udinese Perez è stato squalificato per 2 giornate per l'espulsione diretta contro la Salernitana. L'Udinese ricorrerà in appello contro la sanzione del giudice sportivo. Buonasera e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con la tragedia di Porcia. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la soldatessa americana che ha travolto e ucciso sulla ciclabile il 15enne Giovanni Zanier. La donna nell'interrogatorio di garanzia ha chiesto scusa alla famiglia. Il GIP ha convalidato l'arresto confermando i domiciliari per l'investitrice. Ha scelto la strada del silenzio davanti al giudice del tribunale di Pordenone Giulia Bravo, la 20enne soldatessa americana che nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso sulla ciclabile a Porcia Giovanni Zanier, 15enne di Pordenone. Assistita dall'avvocato Aldo Massarut nell'interrogatorio di garanzia, la donna ha espresso solo poche parole chiedendo scusa alla famiglia. La difesa sta studiando la strategia per alleggerire la posizione della militare, che era alla guida con un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito, ora ai domiciliari. Ai domiciliari in base, i prossimi giorni valuteremo eventuali misure restrittive, alternative più tenui. Lei si è avvalsa della facoltà di non rispondere, almeno per il momento, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee di dispiacere per quanto è accaduto e soprattutto chiede scusa alla famiglia. Ad assistere la famiglia e l'avvocato Fabio Gasparini. Il legale si augura che il processo resti a Pordenone e non venga dirottato in America. Le conseguenze penali per la militare statunitense potrebbero essere notevoli. In questo caso le pene sono molto elevate, sono pene che possono arrivare fino ai 12 anni di reclusione. Quindi la pena base prevista per questo tipo di reato è una pena molto elevata. È chiaro che riteniamo che, trattandosi di un reato commesso sì da un militare americano, ma non nell'esercizio delle sue funzioni, né per attività connessa alle sue funzioni, ma per attività svolta nel tempo libero, riteniamo che la Procura e il Tribunale di Pordenone sia il tribunale competente e che quindi questo processo si possa celebrare a Pordenone. La famiglia di Giovanni piange il proprio ragazzo, siamo distrutti, nostro figlio ucciso per un bicchiere di troppo, dicono i genitori che non si danno pace e chiedono che la militare venga processata in Italia, non possiamo perdonarla, fanno sapere, li abbiamo raggiunti nella loro casa a Pordenone. È una famiglia distrutta quella di Giovanni Zanier, il 15enne travolto e ucciso sulla ciclabile alle 2:30 di domenica a Porcia da una militare americana di 20 anni che era alla guida ubriaca. Mamma Barbara, papà Sergio e il fratellino nella casa di via Vallona a Pordenone sono ancora sconvolti e piangono il loro caro. La famiglia della vittima, che esclude il perdono, pretende che la donna sia processata in Italia. Mi ha chiamato un'amica che c'era sua nipote in discoteca anche lei. E uscendo aveva visto i 2 amici e ha visto Giovanni per terra. Sono andata su al pronto soccorso, gli ho detto sono la mamma del ragazzo portato in ospedale. Mi hanno fatto sedere 1 minuto fuori, dopo mi hanno chiamato. Ci manca il nostro Giovanni. Io vorrei riavere mio fratello. Era un ragazzo molto buono. Quando noi eravamo a lavorare, lui faceva da mangiare per il fratello più piccolo. Che vogliamo giustizia per nostro figlio. Abbiamo speranza nella giustizia, sappiamo che abbiamo delle ottime persone e siamo nelle mani della giustizia.
La soldatessa statunitense, dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti, era da poco uscita dalla discoteca di Roveredo, la stessa nella quale era stato anche Giovanni, che stava rientrando a casa in compagnia di alcuni amici. Secondo la deposizione di testimoni oculari, la militare è stata vista uscire dalla discoteca in grande difficoltà, faticava ad accendere l'auto e poi è partita in direzione della Pontebana zigzagando. Arrivata vicino alla rotatoria con Via Lazio ha accelerato, finendo per travolgere il quindicenne. Se lei aveva bevuto, bastava che si facesse chiamare da qualcuno. Non doveva mettersi al volante in quelle condizioni. Questa è la vita? Buttare via una vita così di 15 anni che aveva tutta la vita davanti? Per un po' di alcol? Dalla procura è arrivato il nulla osta alla sepoltura. I funerali di Giovanni si svolgeranno giovedì alle 16 nella chiesa del Beato Odorico a Pordenone. Ancora a cronaca è Daniele Del Negro, 42enne di Paularo, la vittima dell'incidente stradale avvenuto domenica in Austria. Per tutta la comunità di Paularo è in lutto ed è stata annullata la festa dei Mysteers in programma in questo fine settimana. Quasi 200 metri di volo non hanno lasciato scampo a Daniele Del Negro, 42enne di Paularo, morto nella notte tra sabato e domenica in Austria. Del Negro si trovava nel comune di Kirchbach dopo aver partecipato a un evento musicale che per lutto, il giorno dopo, è stato chiuso. Del Negro stava guidando a pochi chilometri dal confine italiano quando è uscito di strada ed è precipitato con l'auto per 200 metri, finendo ribaltato nel letto di un torrente. A notare l'incidente solo diverse ore dopo sono stati 2 ciclisti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti una 60ina di uomini tra soccorritori e vigili del fuoco che però non hanno potuto salvarlo. Lascia la moglie Claudia e un figlio piccolo, oltre ai genitori che si erano recati in Austria a cercarlo. Daniele Del Negro era molto conosciuto e faceva parte di un gruppo musicale noto a Paularo. La Proloco Valdincaroio, per rispetto del lutto della famiglia, ha deciso di annullare l'edizione 2022 di Mysteers, la manifestazione estiva di Paularo che era in programma proprio in questo fine settimana. Scontro questa mattina sulla tangenziale ovest a Tavagnaco, a scontrarsi un'auto e un furgoncino. Alla base dell'impatto una pericolosa inversione a U. Un uomo è finito in ospedale. Una manovra pericolosissima che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi è alla base dell'incidente di questa mattina che si è verificato lungo la tangenziale ovest verso le 8 all'altezza dell'ex palazzo Ipobank in direzione sud nel comune di Tavagnaco. A scontrarsi una Opel Astra guidata da un 85enne di Faedis e un Fiat Fiorino alla cui guida c'era un 60enne di San Giovanni al Natisone. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Udine, a causare l'incidente è stata una manovra azzardata dell'utilitaria che procedeva in direzione Tarvisio. Il conducente avrebbe infatti fatto una pericolosissima inversione a U, oltrepassando la doppia linea continua. Il furgoncino, che procedeva alle sue spalle, lo ha quindi colpito in maniera semifrontale, ribaltandosi e finendo la propria corsa una ventina di metri più avanti, ruote all'aria, appoggiandosi sul fianco sinistro. Illeso il conducente dell'autovettura che è sceso autonomamente dal veicolo, mentre il 60enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti sanitari. Per lui solo contusioni e tanta paura. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza dello scenario e la polizia locale di Tavagnaco per la gestione della viabilità. Traffico rallentato e lunghe code lungo l'arteria di Udine ovest in ambo le direzioni per un paio di ore, deviazione verso Adegliaco per i mezzi diretti verso nord. Un altro incidente con auto capottata si è verificato poche ore dopo a Udine, vicino al cimitero monumentale San Vito. Erano circa le 10:30 quando una lanciamuso è uscita fuori strada andando a schiantarsi all'interno di un giardino privato, finendo ruote all'aria. L'incidente fortunatamente non ha coinvolto altre persone ed è avvenuto in viale Tita Marzuttini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e i sanitari del 118 che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il 71enne alla guida dell'utilitaria, poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. L'area esterna dell'abitazione, che ha riportato danni alla ricensione e alla siepe, è stata messa in sicurezza. Sul posto per i rilievi anche il personale della polizia locale. E una lavoratrice stagionale di 41 anni è stata investita questo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro. L'incidente è avvenuto alle 17:30 in prossimità dell'intersezione tra Via dei Pini e Corso dei Monsoni a Lignano Pineta. La donna era giunta in prossimità delle strisce pedonali in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata da un'automobile guidata da un turista udinese. La vettura ha proiettato la ciclista da un paio di metri, ma fortunatamente le condizioni della vittima non sono preoccupanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, seguiti dagli uomini della polizia locale. La 41enne è stata curata sul posto e poi trasferita nel locale pronto soccorso per i dovuti accertamenti clinici.
Incidente sul lavoro oggi pomeriggio all'azienda Media Profili di Prata di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Fontana Fredda, un camionista rumeno di 46 anni, dipendente di una ditta della Romania, è caduto dal rimorchio di un camion da un'altezza di circa 2 metri, procurandosi un trauma cranico. È stato portato all'ospedale dal 118, sul posto anche il personale dello Spisal. Cambiamo argomento e parliamo delle elezioni politiche del 25 settembre. Si sono chiusi ieri i termini per la consegna delle liste. Ora gli uffici del Tribunale sono impegnati nella verifica della documentazione e domani alle 12 i partiti potranno presentare eventuali mancanze. Sono 21 i partiti che si sono presentati in Friuli Venezia Giulia alle elezioni del 25 settembre. Ieri sera alle 20 negli uffici della Corte d'Appello di Trieste, competente sul tema, si sono chiusi i termini per presentare le candidature e oggi eventuali errori o problemi sono stati segnalati ai diretti interessati che avranno la possibilità di presentarsi domani alle 12, sempre in Corte d'Appello, per presentare eventuali documenti mancanti o contestare la decisione con un eventuale ricorso alla Corte di Cassazione. Le prossime scadenze prevedono che, se non ci dovessero essere contenziosi o ricorsi, venerdì ci sarà il sorteggio per la scheda, altrimenti si slitta a domenica sera o lunedì al massimo. I problemi non dovrebbero riguardare i partiti strutturati, ma quanto piuttosto quelli più giovani. Rispetto alle liste, come detto, non ci sono grosse sorprese. Praticamente tutti i candidati della regione correranno solo in Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di Stefano Patonelli del Movimento 5 Stelle e Deborah Serracchiani del Partito Democratico, che si sono candidati anche in altre regioni. Correrà invece in Liguria Roberto Menia, storico rappresentante della destra a Trieste ed ex fedelissimo di Gianfranco Fini, e oggi in corsa con Fratelli d'Italia. Tante anche le liste collegate al mondo Novax, da Italexit di Paragone al Movimento Vita di Sara Cunial e poi Alternativa per l'Italia. In Friuli Venezia Giulia, dei 600 parlamentari, erano 945 prima della riforma, verranno eletti 8 deputati su 400 e 4 senatori su 200, una parte scelto con il listino bloccato plurinominali e una parte con l'uninominale, con una circoscrizione per il Senato e 3 per la Camera, rispettivamente Pordenone, Udine e Trieste Gorizia. Si vota in un'unica giornata il 25 settembre e la prima riunione del nuovo Parlamento è fissata al 13 ottobre. Puntualmente, come da alcune estati a questa parte, il virus West Nile trasmesso dalle zanzare Culex pipiens crea preoccupazione tra i cittadini, ma quest'anno l'attenzione è più alta rispetto al passato a causa delle temperature che favoriscono una maggiore proliferazione delle zanzare. In Friuli Venezia Giulia al momento i casi segnalati sono 3 sui 230 rilevati in Italia. In Friuli Venezia Giulia, secondo l'ultimo bollettino del Ministero, i casi di West Nile sono 3 su 230 segnalati in Italia. A livello nazionale risultano complessivamente 13 decessi sulle 127 forme neurologiche rilevate. La regione più colpita continua a essere il Veneto, con 10 persone ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Padova, mentre mette in allarme la notizia del 16enne toscano colpito dalla patologia più grave indotta da una puntura di zanzara. Infatti, ci spiega Maurizio Ruscio, già direttore del Dipartimento Diagnostico di Asugi, la malattia passa solitamente inosservata. 8 persone su 10 non hanno sintomi, nel 20% restante hanno una leggera forma febbrile che si associa a cefalea, nausea, vomito e talvolta eruzioni cutanee. Generalmente la forma più grave colpisce l'adulto o l'anziano, mentre nei bambini si presenta in forma leggera. Sostanzialmente una persona su 10 ha una forma neurologica molto simile all'encefalite trasmessa dalle zecche. Le zanzare si infettano dopo aver punto uccelli morti portatori di questo virus e talvolta è fatale per i volatili. L'uomo o i cavalli sono ospiti occasionali finali. Siccome gran parte delle persone colpite rimane asintomatica, il virus può essere trasmesso attraverso trasfusione o trapianto di organi e dalla madre al feto e con l'allattamento attraverso il latte materno. Ma in questi casi, specifica Ruscio, i controlli con metodi all'avanguardia garantiscono la piena sicurezza. L'aumento delle temperature porta alla proliferazione delle zanzare, nel caso della West Nile le Culex pipiens. Pertanto, conclude Ruscio, si rendono talvolta necessarie campagne di prevenzione sul territorio. Prenderanno il via domani le operazioni di disinfestazione da West Nile che a Pagnacco erano state annunciate per oggi attraverso volantini esposti per le vie della cittadina. Per domani invece è previsto un incontro con il vicegovernatore Riccardi, al quale sono invitati i sindaci delle comunità interessate dall'intervento. Oggi a Pagnacco l'apparizione di alcuni volantini che segnalavano per questa notte le operazioni di disinfestazione da West Nile
ha messo in agitazione diversi cittadini che, oltre a chiedere chiarimenti alla locale amministrazione comunale, si sono rivolti anche alla nostra redazione. La prima cittadina rassicura: domani ci sarà un incontro con il vice governatore della regione che darà indicazioni precise sull'operazione, che slitterà almeno di 24 ore. Hanno ragione anche a chiedere le dovute informazioni. Purtroppo spesso e volentieri ci troviamo a dover interagire all'ultimo minuto per questioni poi anche di comunicazioni non tempestive. In realtà non sarà fatta stanotte la disinfestazione, bensì domani sera, in quanto abbiamo ricevuto la convocazione da parte del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi per domani mattina, propedeutica proprio per darci le dovute e utili informazioni da poi evolvere alla cittadinanza. Si tratta sostanzialmente di una operazione di routine che viene fatta dall'azienda preposta alla disinfestazione coordinata dall'ARCS, l'Agenzia regionale di coordinamento della salute. Succede questo quando ci sono dei casi di contagi dal virus West Nile su animali, sto parlando, nei comuni limitrofi. È successo che gli avvisi sono stati apposti lungo i territori delle strade già prima che effettivamente come comune potessimo dare la notizia ufficiale. Dalle zanzare alle zecche, un nuovo test per il morbo di Lyme nasce in Friuli Venezia Giulia. È capace sia di scoprire prima il virus che certificare la sua scomparsa in modo da evitare terapie non necessarie. In un anno record per presenze di zecche in tutto il nord Italia, dal Friuli arriva un nuovo test per il morbo di Lyme, una delle più pericolose malattie trasmesse proprio da questi insetti parassiti. Padri ne sono il professor Maurizio Ruscio, docente all'Università di Trieste e presidente nazionale del gruppo italiano per lo studio della malattia di Lyme, e la Friuli Coram, che insieme hanno studiato questo nuovo esame. Il test è in grado di rilevare la presenza dell'agente infettivo interferon gamma per Borrelia, il vero responsabile della malattia di Lyme nei tessuti di una persona, ma non solo lo rileva quando c'è, ma ne documenta anche la scomparsa dopo la terapia antibiotica, evitando così la somministrazione di ulteriori terapie non necessarie. Il morbo di Lyme è la patologia più diffusa tra quelle causate dalle zecche e, se non curata, può colpire articolazioni, sistema nervoso, occhi e cuore. Ma oltre al morbo di Lyme, le zecche trasmettono anche la meningoencefalite o TBE, la ricazziosi e la febbre bottonosa, tutte malattie molto pericolose per l'essere umano. Il nuovo test Made in Friuli Venezia Giulia sarà disponibile dalla fine di agosto. Traumi dovuti all'inesperienza e avvelenamenti di ingestione di piante non commestibili sono tra le principali cause di accesso al pronto soccorso di Tolmezzo nel periodo estivo. Costituiscono almeno il 25% dell'attività della struttura. L'attività del pronto soccorso che dirigo gestisce per il 25% tematiche legate ai traumi. Quindi parliamo di circa 25.000 accessi, faccia i conti, sono circa 6.000 pazienti che si approcciano, vengono portati in pronto soccorso in relazione a patologie traumatiche. Gran parte di questo noi lo osserviamo specialmente in fase estiva e invernale, perché è legata a determinate attività ludiche, sportive. Noi osserviamo traumi per esempio legati alle cadute in montagna, oppure anche attività legate al cicloturismo. Vi trovo molto spesso persone che fino a qualche anno fa non avrebbero fatto questo tipo di attività, ma secondo me anche un po' inconsapevoli nell'affrontare attività che possono esporre dei rischi. Siamo abbastanza ormai esperti in quelle che sono intossicazioni, per esempio nell'assunzione o di funghi oppure di erbe o di piante velenose. E purtroppo c'è una percentuale di accesso a pronto soccorso legata anche a queste cose, quindi anche lì io consiglio che prima di raccogliere, mangiare appunto piante o comunque alimenti cioè funghi per dire non conosciuti, è meglio rivolgersi appunto alle persone esperte. Rischio azzeramento delle stalle friulane. Gli allevatori sono in ginocchio per le cartelle esattoriali e le multe sulle quote latte. Per questo hanno depositato al TAR la richiesta di sospensione dei pagamenti.
Processi, pignoramenti, ipoteche. Gli allevatori di vacche in Friuli Venezia Giulia sono in ginocchio a causa dei procedimenti avviati nei loro confronti per lo sforamento delle quote latte. Un problema che si trascina da oltre 25 anni e che ora, con l'invio di cartelle esattoriali e la richiesta di pagamento di multe pregresse, rischia di stroncare un settore già fortemente colpito dai rincari dei foraggi, introvabili arrivati a prezzi record, oltre ai costi di produzione del latte. Un allarme lanciato anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, secondo cui, numeri alla mano, il rischio è quello di ritrovarsi fra qualche anno senza stalle e quindi senza latte, con tutto ciò che questo comporterebbe. Solo 20 anni fa le aziende zootecniche da latte in Friuli erano più di 10.000, nel 2016 si erano ridotte ad 1 migliaio e negli ultimi 5 anni c'è stata la chiusura di circa 100 stalle all'anno. Attualmente in Friuli Venezia Giulia ci sono complessivamente poco più di 500 aziende zootecniche in attività, di cui il 40% con una produzione lorda variabile anno, derivata dal latte inferiore in valore ai 30.000 euro. Da ottobre 2021 più di 150 aziende zootecniche friulane si sono viste notificare una serie di atti esecutivi come pignoramenti di crediti presso terzi di ogni natura, di tutti i conti correnti, iscrizioni di ipoteche su beni mobili e immobili delle aziende, dei loro titolari, insieme al sequestro del quinto degli stipendi. Secondo Cospalat, la situazione è precipitata ulteriormente nelle ultime settimane. Oltre all'invio a tappeto di cartelle e di intimazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si è avviata immediatamente l'esecuzione e il pignoramento di conti correnti, lasciando gli allevatori senza un euro di liquidità e con l'effetto immediato di far collassare il sistema. Per arginare quanto possibile il tracollo delle imprese e degli allevatori coinvolti, sono state così depositate al TAR le richieste di sospensione dei pagamenti, considerando che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura non ha rispettato i dettati imposti dalla Corte di Giustizia europea, con le sentenze che impongono allo Stato italiano di rideterminare gli importi delle sanzioni stabilite ai produttori. Saranno riaperte domani le irrigazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, una misura per cercare di proteggere i campi dalla siccità fino alla normale chiusura dei servizi irrigui. Troppa poca pioggia, i raccolti sono a rischio e il Consorzio Bonifica Pianura Friulana cerca di salvare il salvabile e lo fa riaprendo la possibilità di irrigare i campi con delle riserve d'acqua leggermente migliorate grazie alle piogge dei giorni scorsi. Ma a pesare sui pensieri degli agricoltori c'è la nuova assenza di precipitazione all'orizzonte e per questo si riapriranno i rubinetti fino a naturale conclusione del periodo irriguo. Una settimana, fino al 31 agosto, per l'area ex ledratagliamento e fino al 15 settembre nell'ex comprensorio Bassa Friulana. Non senza limitazioni però. Le irrigazioni saranno possibili solo per le colture fruttifere e orticole, i vigneti, i medicai e la soia. Niente mais e niente cereali, quindi troppo vicini a mietitura e a raccolto. Si è trattato di una chiusura temporanea decisa il 19 agosto, proprio in virtù delle piogge che hanno aiutato le coltivazioni e rimpinguato le scorte. Ma solo dopo 5 giorni è già necessario fare dietrofront per salvaguardare i raccolti nei campi della regione. E per avere qualche pioggia bisognerà attendere il fine settimana, quando le previsioni indicano qualche instabilità, ma per tutta la settimana a farla da padrone sarà il caldo. Sentiamo. Nei prossimi giorni avremo l'ulteriore aumento della pressione atmosferica che vediamo anche in questa carta in quota con questi colori tendenti al rosso, un rosso che tende a invadere il nostro stivale ma anche la nostra regione portandoci condizioni di ulteriore stabilità. Quindi un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni con temperature tipicamente estive ma con valori massimi assolutamente non eccessivi e di poco al di sopra dei 30 gradi. Dobbiamo dire che però nel fine settimana incombe un certo peggioramento del tempo in quanto qua vedete sull'Inghilterra quest'area più fresca e umida dovuta a una depressione appunto di origini atlantiche che tenterà di inviarci proprio tra il fine settimana quindi e l'inizio della prossima settimana correnti via via più umide in grado di portarci dell'instabilità. Ovviamente instabilità non significa che il fine settimana sarà completamente compromesso ma che ci sarà comunque l'occasione di avere alcune piogge e dei temporali e non soltanto in montagna. Torna questo weekend, in caso di maltempo, il prossimo Lo Sbaracco, la festa di Monfalcone, dove commercianti amanti del vintage possono vendere e scambiarsi gli oggetti. L'appuntamento è fissato per sabato dalle 9 alle 23 a Monfalcone con Lo Sbaracco.
torna. La popolare manifestazione è giunta alla 6ª edizione organizzata dal Comune di Monfalcone con Viva Centro e Ascom, con il supporto di Confartigianato e CNA e il sostegno della Cassa Rurale FVG. In pratica è una intera giornata di offerte e occasione nei negozi del centro città che esporranno tantissimi prodotti in promozione con stand ricchi di sconti, offerte e ribassi. Complessivamente sono coinvolti 90 negozi, come hanno ricordato la sindaca Anna Maria Cisint, Roberto Antonelli, presidente di Ascom, e Marco Cerni di Cassa Rurale FVG, che oltre ai negozi coinvolge anche i ragazzi con la via Duca d'Aosta dedicata a loro, mentre in via Rosselli ci sarà il mercatino del riuso e del riciclo, dove proporrà per l'intera giornata una mostra mercato scambio di oggetti usati, mentre lo sbaracco Ubbisti avrà uno spazio in via 9 giugno. È prevista poi una esposizione di auto d'epoca e intrattenimento musicale e sarà presente anche il track di Io sono FVG della regione di Promoturismo FVG. In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata a sabato 3 settembre. Restiamo a Monfalcone, balneazione temporaneamente vietata lungo la spiaggia di Marina Iulia a causa dello sversamento in mare di olio combustibile pesante. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte, valida fino alle 10 di domani. L'ordinanza fa riferimento a una nota PEC della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Monfalcone, nella quale si comunicava lo sversamento di quantità al momento non nota di olio durante le operazioni di bunkeraggio della MEV Al Saad, battente bandiera delle isole Marshall. Per i trasgressori, riporta l'ordinanza, sono previste sanzioni amministrative da 100 a 1000 euro. E dopo il pesce soldato nelle acque italiane è apparso anche il pesce scoiattolo. La nuova specie aliena è stata avvistata all'interno della riserva marina di Trieste. Vediamo le immagini. Per la prima volta in Italia è stato osservato nuotare tra le acque e le rocce della riserva marina di Trieste, di fronte al castello di Miramare, un esemplare di pesce scoiattolo. Si tratta del primo incontro ravvicinato con questo animale in tutto il bel paese, già avvistato a Malta nel 2016. Il pesce scoiattolo è una specie aliena proveniente dall'Atlantico ed è probabilmente arrivato nascondendosi fra le chiglie delle grandi imbarcazioni in arrivo dagli oceani. A immortalare la sua presenza sono stati 4 sub del Nordea Diving Team, Livio Poloni, Marica Colombera, Cesare Venere e Gianni Bagliana, durante un'uscita notturna. Il team è riuscito ad osservare solamente per pochi secondi questo esemplare adulto di circa 16 cm, solito nascondersi in orari diurni all'interno di fessure o sporgenze, e grande amante di granchi e altri piccoli crostacei che generalmente caccia dopo il tramonto. Le poche immagini realizzate dall'equipe però sono state fondamentali per avere certezza sull'identità di questo vertebrato, confermata nelle ore successive dagli stessi ricercatori dell'area marina protetta. Il pesce scoiattolo è una specie presente nelle acque della Carolina del Nord, in Brasile, nel Golfo del Messico, nelle Indie occidentali e nei Caraibi. Riesce a percorrere lunghi tragitti prima di raggiungere la scogliera e la sua proliferazione potrebbe essere agevolata dal graduale riscaldamento del Mediterraneo. Quello che i ricercatori temono è che la vita di questa specie alloctona ricalchi quanto già avvenuto con il pesce soldato, altro vertebrato marino giunto nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez e che nel giro di una decina d'anni è riuscito a diventare una delle specie non autoctone più invasive. Era questa l'ultima notizia per questa sera. Dopo di noi appuntamento con il telegiornale sportivo, si parlerà di Udinese, di mercato e di molto altro. Poi a seguire il meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.